Buongiorno a tutti e ben arrivati a Valgrande. Oggi insomma fuori non c'è una temperatura diciamo assolata, c'è proprio quel clima che ci porta a lavorare e a stare all'interno, in quello che viene definito spesso il regno della cucina. Sì, perché in realtà io qua che mi ci trovo proprio a mio agio, dove sto pensando ai miei ospiti e sto pensando soprattutto a che cosa preparare per questo fine settimana. Infatti mi sto organizzando e diciamo che la temperatura esterna ci aiuta a fare quei lavoretti di manualità come le paste ripiene che qui a Valgrande si possono trovare quasi in ogni fine settimana. Nello specifico questo fine settimana sto preparando e mi sto organizzando per realizzare dei ravioloni ripieni di patate che saranno conditi con il burro e la salvia. Quasi un passaggio prima di arrivare alle paste ripiene che si troveranno invece nella stagione invernale. Accanto però alle paste ripiene, qui a Valgrande si possono assaggiare anche altri piatti preparati a base di carne o in questo periodo a base di verdure. Infatti sempre con le verdure di stagione realizzerò anche un tortino di verze, pane grattugiato, formaggio e passato poi al forno, che ho già provato e che ho intenzione di preparare e di proporre ai miei ospiti. A concludere poi i nostri pasti, gli ospiti potranno assaggiare i nostri dolci e ho notato che il classico dei classici è la zuppa inglese, che in questo periodo sto preparando quasi ogni fine settimana, accanto agli altri dolci più classici. Se siete curiosi di assaggiare la mia zuppa inglese, i miei ravioloni ripieni di patate, io vi invito a venirci a trovare. Però lo potrete fare sempre con la solita modalità, quindi la prenotazione del vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social dove siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo e auguro a tutti un buon fine settimana. Ciao!